Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Importanti novità per quanto riguarda i lavori pubblici a Monfalcone, come ci conferma il sindaco Anna Maria Cisint. Sì, diciamo che stiamo facendo veramente tanta roba, come si dice da queste parti. Abbiamo veramente stravolto la città, siamo partiti da un'idea e da una visione che stiamo via via realizzando. Monfalcone è la città che ha il mare, lo dice attraverso il suo litorale, abbiamo già riqualificato e stiamo procedendo spediti anche sul proseguio Marina Iulia, il litorale di Marinanova, l'isola dei Bagni. È la città che ha il punto più a nord del Mediterraneo e stiamo riqualificando, partiranno i lavori a breve del punto più a nord del Mediterraneo, che è il canale Valentinis, e stiamo riqualificando il viale, il centro cittadino, e partiranno a giorni proprio le esposizioni per raccontare come diventerà questo centro cittadino con la riqualificazione della piazza, con la riqualificazione di tutta un'area secondo un principio, una visione del recupero dell'identità, dei segni storici della nostra città, le mura, anche il biscotto, il recupero di quella che è, come dire, stata l'identità della nostra Monfalcone negli anni. Certo, i lavori proseguono, le polemiche anche. A poco meno di un anno dal rinnovo elettorale, l'opposizione giustamente fa il suo lavoro e dunque gli attacchi non mancano. Lei cosa risponde? Ma guardi, io devo dire che faccio il sindaco per riuscire a dare risposte ai cittadini e alle attività, e non c'è giorno che non abbia in tutti i modi la dimostrazione del grande affetto che mi arriva dalla città, dai cittadini, dalle imprese. È chiaro che ciascuno deve fare il proprio mestiere. Io il confronto amo poterlo fare, se sui contenuti molto spesso devo dire che purtroppo questa opposizione non ha saputo confrontarsi sui contenuti, e quindi trovo che sia normale, però come le dicevo prima, questo grande lavoro che stiamo portando avanti e che è stato premiato anche dalla Regione quest'anno con 9 milioni di nuovi progetti, abbiamo avviato un percorso per far diventare ancora di più Monfalcone la città termale. Dei 9 milioni 5 abbiamo già avviato anche il progetto, li realizzeremo grazie a una piscina, un complesso termale che possa dare risposte non soltanto dal punto di vista sanitario come ora, ma anche dal punto di vista del wellness, vicino peraltro ai centri nautici, la valorizzazione del Carso. Abbiamo portato avanti tutto ciò che è relativo al nostro Carso dal punto di vista storico, abbiamo il percorso della Grande Guerra che è il più lungo d'Italia, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista anche ambientale, storico e sportivo, devo dire, un sacco di ciclisti amano frequentarlo. Quindi l'idea di una Monfalcone bella, riqualificata, pulita, che offre anche però delle opportunità di lavoro alle piccole imprese, alle persone, ai giovani che hanno voglia di cimentarsi in quello che noi crediamo possa essere un futuro importante di servizi, e stiamo cercando anche di lavorare molto sulla portualità. Ecco, io le dico tutto questo perché la mia campagna elettorale un giorno, se ci dovrà essere, è semplicemente questa, è quella fatta con le azioni, con i fatti, con la capacità, con la competenza, che hanno fatto sì che in questi 4 anni Monfalcone assumesse assolutamente un altro rilievo. Insomma, per concludere, non è una frase di Osho, a lei l'olio di gomito e i rumori con la bocca agli altri? Ah sì, direi che noi sicuramente come olio di gomito, noi non ci risparmiamo, ecco, si lavora tanto per rispetto delle persone, ma perché abbiamo anche trovato una situazione veramente di grande degrado. Abbiamo investito, l'abbiamo risolto, oggi chi ci arriva anche da
magari da tanto tempo che non ci viene, ci dice che bella città fiorita, ci dice che è bello venire al mare a Marina Giulia, ci dice che è bello fare sport all'Isola dei Bagni, e gli investitori, che sono sempre un termometro molto importante, gli investitori sono tornati. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.